e ad espandersi, tanto che, leggo per essere precisa, adesso può beneficiare, già credo dall'anno scorso, del contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Quindi dalle spiagge veneziane si è allargato alla regione e ora è un esempio a livello nazionale. Il progetto, come dicevo, ormai coinvolge tutte le aziende sanitarie del Veneto, per cui non si parla solo più di attività inclusive per le spiagge, ma anche per esempio per le località termali, per la montagna, per le zone del lago. E ovviamente ogni anno si arricchisce di novità. Mi taccio per ora perché tanto sentirete tutte le attività che vengono fatte. Cedo la parola a quello che è un po' il padrone di casa oggi, il dottor Edgardo Contato, che è il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima. Grazie a tutti voi. Come al solito il microfono non funziona, ma faremo lo stesso. Sì, adesso va. Allora, padrone di casa pro tempore, perché ho avuto questo privilegio di dirigere una bellissima azienda con un bellissimo territorio che è anche una bellissima realtà di carattere socioculturale. E direi che non a caso su questa costa, su questi luoghi, come diceva prima la dottoressa, è nata questa iniziativa che insieme alla bellezza mette a fianco anche l'attenzione e la generosità, perché porre attenzione alle persone più fragili della nostra società significa essere attenti e generosi, offrire a tutti l'opportunità di godere durante il periodo estivo della possibilità di un riposo, di un'accoglienza, di una gestione senza differenze del proprio tempo libero, penso sia un grandissimo esempio di attenzione, di rispetto e di civiltà. Connotato che ha sempre contraddistinto questo territorio, che ha sempre fatto della nostra regione motivo d'orgoglio. Poi, quando le cose hanno un significato, quando le cose sono sagge, naturalmente prendono, e l'allargamento a tutta la regione è stato un qualche cosa che di per sé è venuto in automatico, perché chi non accoglie a braccia aperte un'iniziativa che pone al centro dell'attenzione il prossimo e magari anche il prossimo che ha qualche difficoltà in più? E questo è l'ennesimo segnale di civiltà che la nostra regione ha posto in essere, sostenendo con forza il progetto nato appunto in questi territori. Qui ringrazio la Regione, che vedo rappresentata da diversi consiglieri, e soprattutto ringrazio il Presidente, che naturalmente ci ha mandato un suo segnale, e l'assessore Lanzarin, che con noi ci sostiene in questi percorsi. La sua sensibilità naturalmente rispetto alle politiche sociali direi è ineccepibile, e anche per questo noi siamo molto attenti e orgogliosi di portare avanti queste iniziative. Noi ormai da diversi anni, almeno in questi 2 anni, questo è il terzo che sono qui a Venezia, ci siamo trovati e ci siamo anche presi a cuore delle problematiche in contesti diversi. L'anno scorso e l'altro anno eravamo a Chioggia, ospiti delle strutture balneari di quel posto, e oggi siamo qui nella città che anche con le sue caratteristiche offre attenzione e ospitalità alle persone che hanno qualche problema in più di noi. Ecco, di questo ringrazio in primo luogo, come dicevo, la Regione che ci ha sostenuto,
e che ci dà la possibilità di portare avanti ormai su tutto il territorio regionale questa progettualità. In particolare ringrazio i miei collaboratori che durante questo periodo sono sempre attenti affinché tutte le opportunità offerte diventino cose concrete. Non li cito perché è un lungo elenco e non voglio far torto a nessuno, però in questi anni abbiamo costruito una squadra che è in grado di supportare iniziative diverse, e questo penso sia un altro esempio di come, quando c'è la volontà e l'impegno, l'intelligenza, si ottengono degli ottimi risultati. Non mi dilungo oltre perché abbiamo tante esperienze da considerare, perché ogni luogo della regione oggi ha la possibilità di dare il proprio contributo in termini di visibilità, ma anche di orgoglio nell'aver aiutato il prossimo, e con questo do un saluto e auguro un buon lavoro per questa giornata. Grazie. Grazie mille, direttore. E voglio ricordare velocissimamente anche che mi dicono siamo in diretta su YouTube sulla pagina dell'ULSS Tre Serenissima. E lei, direttore, ha parlato tanto della regione che ovviamente è caposaldo di questa iniziativa, però una chiave di volta da sempre del progetto Turismo Sociale Inclusivo è stato il coinvolgimento di tante istituzioni, di tanti attori. Tra queste istituzioni ci sono sicuramente le amministrazioni comunali, che hanno dato da sempre un supporto e un aiuto di vario tipo. Oggi siamo a Venezia, siamo in centro storico, e allora a rappresentare, diciamo così, la giunta e il sindaco Luigi Brugnaro c'è con noi la dottoressa Laura Besio, assessore ai servizi al cittadino, alle politiche educative e al personale del Comune di Venezia. Prego, assessore. Se non è un problema resterei seduta per una questione di microfono. Allora, buongiorno a tutti. Io il saluto che vi porto è un saluto da parte del sindaco della città di Venezia, Luigi Brugnaro, e dell'amministrazione comunale tutta. A questo saluto naturalmente accompagno un vivo ringraziamento, che naturalmente, come chi mi ha autorevolmente preceduto, è un ringraziamento che io estendo a tutte le aziende sanitarie che sotto l'accorta regia della Regione Veneto portano avanti questa costante e incessante attenzione nei confronti del tema dell'inclusione. E lo fanno attraverso anche un'impostazione che è la ricetta oggi per andare avanti, un'impostazione di rete, di condivisione, anche tra realtà diverse, di estrazione differente. Perché quando si parla di temi come quello della salute, dell'inclusione, del turismo sociale, non possiamo che fare un discorso e un dialogo tra tanti. Un discorso e un dialogo di collaborazioni tra realtà che sappiano prendersi per mano e camminare insieme. Perciò, venendo anche al tema dell'ente locale, sicuramente il Comune di Venezia, nel suo apparato segnatamente dedicato al sociale e al turismo, e in questo senso vi porto anche i saluti dell'assessore Simone Venturini, che è sempre anche sul pezzo per quanto riguarda questa sensibilità, sta facendo molto, si incrocia spesso con il tema dell'accessibilità e cerca di farlo in maniera umile, portando avanti dei progetti che possano effettivamente essere sensibili a quel risvolto sociale che anche la recettività coinvolge. Perciò di nuovo grazie a tutti, soprattutto per questa bella iniziativa. Grazie mille, assessore. E c'è, diciamo così, un altro rappresentante delle istituzioni, delle amministrazioni che sostengono il progetto, perché il progetto dell'ULSS Tre Serenissima ha un territorio vastissimo che va da Sottomarina e Chioggia fino al centro storico, fino al Lido, insomma sono tantissime realtà di tipo diverso. E allora vorrei lasciare la parola per un saluto anche ad Andrea Martellato, che è il presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS Tre Serenissima, che sappiamo lavora a stretto contatto con l'azienda sanitaria. Grazie, un buongiorno a tutti. In rappresentanza dei 23 sindaci, dei 23 comuni, porto i saluti di tutte le amministrazioni del territorio appunto dell'ASL 3. E mi vede qua come appunto presidente della conferenza dei sindaci ULSS, però
ancora meglio considerato che sono anche presidente dell'OGD Riviera del Brenta e TRD Tiepolo. Quindi il connubio sociale e turismo oggi proprio mi vede al mio completo come rappresentante delle istituzioni. E questo connubio deve non solo farci riflettere sotto l'aspetto del sociale e investire in queste attività, in questi progetti, non solo visti come aspetto sociale, che è sicuramente il prioritario anche per oggi, ma anche in quello turistico. Noi abbiamo un territorio che appunto parte da Venezia, ma si allarga in tutti i fronti, compreso quello dell'entroterra, quindi Riviera del Brenta, Milanese, Chioggia, ecco, che già da anni lavoravamo con i nostri piccoli micro, anzi nano progetti del singolo negozio reso accessibile al 100% alla disabilità, al sociale, e questo grande maxi progetto che prende tutta la Regione Veneto non mi vede che felice di farne parte e di dare il mio contributo come rappresentante di queste amministrazioni. Perché, come vedete, oltre che il sociale, come ho detto prima, è una via ulteriore al nostro turismo, perché aprire, strutturarci e rendere i nostri negozi, le nostre attività al 100% accessibili alla disabilità, ecco, rende innanzitutto un avanzamento sotto l'aspetto della crescita di una comunità, ma anche, oltre a questo, che è la cosa prioritaria, anche sotto l'aspetto di far crescere il nostro turismo. Quindi mi vede sicuramente dare il mio contributo al 100% a questo progetto. Ringrazio l'ASL, ringrazio il direttore Contatto e tutta la sua equipe e la Regione Veneto che su questo ci crede. Grazie. Grazie Presidente. E giusto per darvi solo un esempio rapidissimo di questo sforzo che fanno gli attori sul territorio per adeguarsi, quando abbiamo fatto l'evento di luglio a Chioggia Sottomarina, nello stabilimento balneare, abbiamo mostrato i nuovi sollevatori per piscina con cui le persone disabili possono calarsi in acqua in sicurezza e che poi sono stati donati ad alcuni degli stabilimenti balneari che partecipano al progetto. Tutto questo possibile grazie al lavoro intenso di uno staff che per l'ULSS 3 Serenissima è guidato dal dottor Massimo Zuin, che è il direttore dei servizi sociosanitari dell'azienda sanitaria, che prego anche lui di fare un saluto. Funziona, sì. E anch'io voglio semplicemente aggiungermi ai ringraziamenti che ci sono stati, in primis appunto al dottor Polesel, padrone di casa di questa magnifica struttura che abbiamo scelto quest'anno come appunto evento di chiusura qui a Venezia, perché ci dà modo poi anche, lo vedremo fuori, di utilizzare le nostre lemiere e coinvolgere i ragazzi in un canale leggermente protetto dal moto ondoso. Sarebbe stato bello farlo in bacino, ma ci sono troppe barche, troppo moto ondoso che mettevano a rischio poi anche questa dimostrazione. Quindi poi avremo modo di apprezzare anche questo scorcio di Venezia, che è bellissimo, utilizzato anche per scene di film. Questa struttura è stata anche utilizzata per film importanti, quindi viviamo nella storia qui a Venezia, quindi abbiamo questa fortuna di essere in questa location bellissima. Ricordo, me l'hanno già detto, che questo progetto è partito proprio nella nostra ASL, assieme alla ASL 4 in particolare, che è capofila ancora adesso di questo bellissimo progetto che si estende in tutta la nostra regione. La Regione Veneto ha voluto fortemente estendere l'iniziativa a tutto il territorio, proprio perché abbiamo questa peculiarità di avere un territorio straordinario, dai mari alle montagne, alla pianura, alle ville, che sono location bellissime che devono essere sempre più inclusive, essere aperte a tutti e dare l'opportunità a chi ci abita, a chi viene da fuori, di trovare sempre più l'opportunità di soggiornare in maniera inclusiva. E devo ringraziare, e poi lascio la parola, anche le nostre aziende, le aziende turistiche, che si sono veramente prestate anche prima che questo progetto partisse per rendere
le nostre spiagge, i nostri luoghi sempre più belli, inclusivi, aperti, dare la possibilità a tutti di esserci. E noi in questo devo veramente dire siamo fortunati di aver trovato degli imprenditori veramente lungimiranti che hanno investito assieme alle aziende sanitarie in questo ambito. Quindi un onore averle al nostro fianco e le ringrazio già in anticipo e ringrazio voi tutti della presenza qui oggi. Grazie. Grazie direttore. E chiudiamo questa breve carrellata di saluti con la lettera che il Presidente della Regione Luca Zaia ha inviato, ovviamente per ringraziare per l'invito, indirizzata al dottor Contato, pregiatissimo dottor Contato. Nel ringraziarla per il gentile invito, come già comunicato alla mia segreteria, non potrò partecipare all'evento regionale del progetto Turismo Sociale Inclusivo nel Veneto a causa di concomitanti impegni istituzionali. Una società sensibile e imparziale ha l'obbligo di garantire che tutti i cittadini abbiano le identiche possibilità di riuscire nella vita e le stesse opportunità di crescita formativa e lavorativa, ma anche le stesse opportunità di svago e di divertimento. Il turismo sociale è quindi uno dei fiori all'occhiello del lungo percorso di inclusione che è ai vertici dell'agenda sociale del Veneto. Questo progetto richiama nel nome e nello spirito quello che da anni il Veneto sta facendo in tutto il territorio regionale, un percorso che promuove l'autonomia delle persone e il sostegno alle famiglie. Questi sono interventi concreti per una cultura dell'integrazione che non sia solo sulla carta, ma che rappresenti davvero per le persone disabili una possibilità di riscatto e opportunità di vita indipendente, di formazione, di lavoro, di accedere ad attività sulle spiagge o in altri luoghi di villeggiatura. Oggi si presenta il progetto che prevede anche lo svolgimento di attività inclusiva nelle remiere. Ormai hanno spoilerato tutti, sappiamo che si fa. Un'occasione per avvicinare persone diversamente abili alle discipline sportive che qui si svolgono, rendendole partecipi di un'esperienza unica. Nel ringraziare tutti gli attori istituzionali coinvolti in questa importante iniziativa di inclusività, auguro buon lavoro e rivolgo a tutti i presenti i miei più cordiali saluti. Firmato Luca Zaia. Ci sono delle parole che tornano già da questi pochissimi interventi, oltre alla concretezza di cui ha parlato anche il dottor Contato. Abbiamo sentito parlare di rete, abbiamo sentito parlare di inclusione, di condivisione. Il Presidente diceva sociale e turismo insieme, un connubio perfetto. Ecco, tutto questo nel progetto che stiamo presentando oggi diventa realtà, diventa concreto. E ve le vogliamo dare una dimostrazione, perché se non vedete quello che succede forse non si può capire. E allora quest'anno a una trentina di ragazzi che partecipano alle nostre attività abbiamo dato un'occasione in più di fare qualcosa che è tipico di questa città, la voga alla veneta. E quindi sono questi ragazzi, erano prima in motoscavo con noi tutti un po' emozionati, poi loro hanno proseguito e sono pronti, perché anche qui un altro attore importante che ha dato subito collaborazione, le remiere si sono presi in carico di far fare queste attività ai ragazzi, e loro sono, non so se siamo pronti, adesso dovrebbe partire una diretta. Loro sono all'ospedale civile di Venezia, nella zona dell'ospedale civile di Venezia, sono già, eccoli, sono già sulle barche. Non so, se volete portarvi verso la platea così vedete meglio chi sta seduto qui o alzarsi. Allora, i ragazzi sono pronti, credo, mi alzo perché vedo meglio anch'io, dovrebbero partire a breve. Faranno un piccolo percorso con appunto le barche e poi andremo ad accoglierli qui fuori dove c'è quel bel pallone giallo colorato che avete visto arrivando. I ragazzi sono pronti, credo. Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia, perché c'è un drone che sta seguendo. Mi dicono 40, non 30, ecco, addirittura, quindi qualcuno in più di quelli previsti. Tra l'altro so che qualche giorno fa avevano fatto un giro di prova perché si temeva il maltempo. Allora abbiamo detto facciamo il giro di prova, li riprendiamo che casomai facciamo vedere quello. E invece, come vedete, oggi il bel tempo ci assiste, sono pronti in diretta e possono andare. Come vi dicevo, anche le remiere, appena abbiamo chiesto la possibilità di fare questo percorso con i ragazzi, sono stati subito entusiasti e hanno risposto prontissimamente, senza nessun tipo di problema.
E questo tipo di attività rientra appunto nei messaggi di inclusione, di socializzazione per offrire ai ragazzi dei momenti durante l'estate in cui non solo insomma, dover lavorare o dover impegnarsi, ma anche momenti di svago e di divertimento. Sono pronti? Partiranno? Tempi tecnici di messa, eccoli, eccoli, eccoli. Sono 8 caorline e ci sono una quarantina dei ragazzi a bordo insieme, immagino, anche ai loro educatori, insomma, chi li aiuta e li sostiene. Però vedete, ecco, cominciano già a muoversi, a essere in... Eccoli, stanno arrivando, sono partiti. Qui abbiamo la ripresa del drone che ci mostra quanto è anche complicato riuscire a gestire la situazione. Eccoli. Qualcuno di loro ha anche insomma, fatto un po' esperienza di voga, ha preso in mano il remo, ha cercato di portare avanti la barca. E questi sono i ragazzi che hanno partecipato alle attività dell'Ulse 3 Serenissima, che vorrei ricordare, sì, sono attività di svago, di divertimento, fanno dei corsi, però in realtà possono usufruire anche di un inserimento lavorativo. Poi magari ne parleremo col dottor Stangerlin e col dottor Zuin. Lo hanno ripreso prima, mi pare. Adesso, ecco lì i ragazzi che vogano, come vedete, 2 ragazze in realtà. Poi magari gli facciamo raccontare una battuta al volo per capire cosa hanno provato, cosa è successo. Io non so bene il percorso, però ditemi quando più o meno si stanno avvicinando. Questi ovviamente sono gli iscritti delle remiere, insomma, che stanno aiutando, che li stanno portando fino a qua. Peccato che il drone non ci dia l'audio, perché sarebbe stato bello avere un po' di effetti dal... dice a bordio delle acque. Sì, come vedete ovviamente insomma, ci sono parecchie persone a bordo di ogni singola caorlina, ma non possono essere più di tante, altrimenti è difficile riuscire ad arrivare. Sì, i canali sono stretti, insomma non si può procedere, come diceva prima il dottor Zuin, se fossimo stati in bacino sarebbe stato un bel colpo d'occhio, insomma, però anche così, tutti in fila, io penso che per loro sarà una bella esperienza, tra l'altro ribadisco, l'hanno fatta anche qualche giorno fa, quindi 2 volte, magari ci prendono anche gusto poi. Ecco, si stanno credo avvicinando. Beh, li vedo abbastanza tranquilli però, devo dire. Io sarei molto più tesa nell'essere lì a remare. Ovviamente le nostre remiere sono una realtà straordinaria e sempre disponibile nel partecipare anche a questi progetti di inclusione. Ecco un'altra. Qui mi pare che non stiano vogando, se non vedo bene.
Gli altri si fermano anche a guardare un po' questa bella processione. Sì, ma non credo sia nostro quel motore, credo che sia qualcuno che... Ma anche gestire questi spazi così un po' stretti non è facile. C'è qualche difficoltà qui con l'immagine? Ci siamo quasi. Ecco, quindi a fronte di questo lavoro vi rendete conto che Venezia è una città particolare. Ai presenti io vorrei fare un invito, se avete modo venite a trovarci all'ospedale di San Giovanni e Paolo, da dove ci sono partiti questi ragazzi, che penso sia una delle realtà più interessanti anche della città. È un ospedale che sarà interessato da importanti investimenti, che eroga salute, benessere e accoglienza in questa città da oltre 1000 anni, e che sarà la sede della Casa della Comunità di Venezia, proprio per rendere sempre attuale questa struttura anche guardando al futuro. Quindi fondamenta salde dentro la laguna, è stato uno dei luoghi dove la città ha diciamo arginato le pestilenze, le gravi pandemie, compresa l'ultima, e guarda al futuro perché sarà anche il luogo dove saranno accolti, secondo le nuove modalità e secondo le nuove tecnologie, i cittadini di questa città. È un luogo splendido, c'è un bellissimo museo, penso sia una realtà che merita di essere vista. La seconda settimana di ottobre noi faremo un'iniziativa, gli ospedali storici d'Italia aperti, e magari siete invitati a visitare questa splendida struttura perché lo merita. Grazie. Sì, tra l'altro, direttore, anche solo l'ingresso, quando si arriva all'ingresso dell'ospedale civile, si resta a bocca aperta, oltre alle varie sale, oltre al museo, insomma è veramente un luogo da scoprire, da conoscere, i chiostri, i tanti gatti, che sono anche quelli un... va bene, i ragazzi stanno per arrivare, quindi vi chiederei cortesemente di raggiungere fuori il pallone, che così gli diamo il benvenuto, insomma, in modo... Ecco, questo non funziona. Questo non funziona.
Dai, ci accomodiamo dentro per non seguire. Ma insomma, come avete visto non è semplicissimo, poi anche solo il montare e smontare dalla barca, io francamente qualche timore ce l'avrei, invece loro bravissimi, coraggiosissimi. Luca piano, eh. È finito. Ovviamente questo insomma, è stato solo un piccolo esempio di quello che si può fare se c'è la collaborazione di tutti, se gli attori rispondono con prontezza. Dicevo, non è facile vogare, stare sulla barca, salire, scendere, non è facile per noi e figuriamoci per queste persone che appunto hanno più difficoltà. Però credo che si siano divertiti. Non so se è già entrato qualcuno dei ragazzi che stava sulle barche. Ecco, ecco, c'è qualcuno che stava sulla barca. Aspetta che sentiamo com'è andata questa esperienza. Com'è andata? Bene, e ho provato fare quella cosa lì, che mio nonno era un gondoliere e ho provato a dare il meglio per tutte le sfide che ho fatto. Anche questa volta ho portato dei miei compagni per l'evento principale. Però se avevi il nonno gondoliere un pochino eri avvantaggiato rispetto agli altri. Siamo tornati tutti? Allora riprendiamo la mattinata, riprendiamo i lavori perché come dicevamo questa è il momento conclusivo e anche un po' il momento per tirare le somme di questo progetto. E allora prima l'avete visto, era seduto ma non ha parlato, il dottor Vanni Stangerlin, dirigente dell'unità operativa per il sociale, ci racconterà un po' tutte le novità dell'Ulstre Serenissima per la stagione 2023, ma non solo in realtà. Parli con questo? Sì, forse è meglio. Sì. Grazie. Buongiorno a tutti. Vediamo se intanto mettiamo le slide. Sì. Vediamo anche se sono capaci di mandarle avanti. Sì, guardi sì.
Bene. Accomodatevi pure. Sì, prendete posto che così poi tutti vedono, visto che ci sono anche le slide. Bene. Bene, buongiorno, io mi chiamo Vanni Stangerlin, lavoro come dirigente dell'unità operativa sociale dell'azienda Ulstre Serenissima. Svolgo anche il compito di referente per la mia azienda di questo progetto. È un progetto del quale siamo molto orgogliosi, particolarmente orgogliosi, perché oltre che ad essere un segno di civiltà, dà anche il senso anche dell'evoluzione dei servizi che eroghiamo a favore appunto di questo mondo delle persone con disabilità. Il progetto nasce nell'anno 2017 su iniziativa della Regione Veneto, dell'assessorato alla sanità e sociale, assessore Emanuela Lanzarin. Sì, e la Regione inizialmente denomina il progetto Turismo sociale inclusivo nelle spiagge venete. Perché? Perché lo scopo iniziale era quello di favorire l'accessibilità da parte delle persone con disabilità ai nostri stabilimenti balneari, alle nostre spiagge, e per tale motivo ha coinvolto all'inizio le 3 ULS cosiddette litoranee, e cioè l'ULS 3 Serenissima, l'ULS 4 Veneto Orientale e l'ULS 5 Polesana, quindi. E la Regione appunto ha dato compito a queste 3 aziende di promuovere questo progetto in collaborazione con le amministrazioni comunali, come avete sentito prima, con le associazioni imprenditoriali degli stabilimenti balneari, altro attore molto importante nella realizzazione di questo progetto, e poi ovviamente gli enti gestori, le cooperative che si occupano di persone con disabilità, mettendo al centro del progetto la persona con disabilità e le sue necessità per vivere appieno una vacanza, in quel caso al mare, perché appunto stavamo parlando di stabilimenti balneari. Il progetto ha la caratteristica di svilupparsi in modo incrementale, nel senso che ogni anno aggiungiamo una novità, una nuova iniziativa rispetto agli anni precedenti, e adesso vedremo nel dettaglio anche questo. E un'altra caratteristica appunto è quella di svilupparsi in modo incrementale fino ad arrivare poi lo vedremo, a interessare un po' tutte le aziende ULS del Veneto. Allora, quindi il progetto è partito nell'anno 2017, siamo nel 2023, quindi siamo adesso al 7° anno di vigenza. Nell'anno 2017 abbiamo, in sostanza, il progetto ha previsto l'acquisto di attrezzature per favorire appunto l'accessibilità a queste persone nei nostri stabilimenti balneari. Inoltre abbiamo fornito degli operatori che hanno aiutato le persone con disabilità a utilizzare appieno le strutture negli stabilimenti balneari. Nel 2018, la seconda annualità, oltre alle attività che abbiamo visto precedentemente della prima estate, nella seconda estate abbiamo aggiunto le cosiddette attività ludico-sportive, cioè le aziende ULS hanno organizzato uscite in barca, attività di canoa, di pet therapy a favore appunto di persone con disabilità, e quindi dando una ulteriore possibilità alle persone che volevano appunto vivere un'esperienza di vacanza al mare. Arriviamo poi alla terza annualità, l'anno 2019, dove c'è stato il primo vero e proprio salto di qualità del progetto, nel senso che è stata data la possibilità di effettuare dei tirocini lavorativi a persone con disabilità in un progetto denominato 50 Boys for 50 Days, nel senso che i servizi integrazione lavorativa presenti nelle ULS 3, ULS 4 e ULS 5 hanno reclutato una 50ina di ragazzi con disabilità e abbiamo fatto loro vivere un'esperienza di circa 50 giorni
in cui la persona poteva unire l'esperienza di tirocinio lavorativo, attività ludico-sportiva e autonomia abitativa, perché poi queste persone tornavano la sera a dormire, diciamo a pernottare nello stesso immobile. È stato un progetto che ci ha dato molta soddisfazione, abbiamo avuto un ritorno molto positivo sia dai ragazzi con disabilità coinvolti sia dalle loro famiglie, e tutto ciò ha dato vita a un filmato che è stato proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto 2019, che ha avuto molto risalto. Uno appunto degli assi portanti di questo progetto è anche la divulgazione, la diffusione di questo progetto. A noi interessa che il messaggio che è possibile venire in Veneto per vivere una vacanza inclusiva, pienamente accessibile, è uno scopo molto importante di questo progetto, e oggi siamo appunto qua per promuovere, diffondere, divulgare questa informazione. Ovviamente si lavora continuamente, si cerca di migliorare continuamente, appunto mettendo a disposizione risorse, personale, eccetera, per favorire appunto l'accessibilità alle persone con disabilità. Arriviamo poi al quarto anno, l'anno 2020, che purtroppo causa pandemia, come dire, le attività le abbiamo purtroppo sospese, le abbiamo riprese nell'estate 2021, seppure in forma ridotta. Abbiamo ripreso le attività ludico-sportive grazie soprattutto ai contributi dei comuni di Venezia e Chioggia, che ci hanno aiutato lungo tutto il percorso del progetto, ma nell'anno 2021 sono stati determinanti per organizzare queste attività. Vediamo se riesco ad andare avanti. Sì. Arriviamo quindi all'anno 2022, l'estate 2022, l'anno scorso, nel quale il progetto ha avuto il secondo salto di qualità. Il progetto è stato valutato come best practice a livello nazionale ed è stato fatto proprio dal Ministero per la Disabilità, il quale ha pensato bene di mettere a disposizione uno specifico finanziamento ministeriale e ha coinvolto tutte le regioni italiane. Ovviamente la Regione Veneto ha partecipato, ha ottenuto il finanziamento, lo ha addirittura integrato con ulteriori risorse regionali, e la successiva novità è che dall'anno scorso il progetto non riguarda più solo ed esclusivamente le 3 ULSS litoranee, quindi non riguarda più solo gli stabilimenti balneari, ma è diventato un progetto che interessa tutte e 9 le aziende ULSS, le quali sono state chiamate a caratterizzarsi per un proprio item turistico. Ecco, questa è la slide che riepiloga i 9 item turistici delle 9 aziende ULSS, quindi l'azienda ULSS Dolomitica ha scelto di caratterizzarsi per la montagna e ovviamente per Cortina d'Ampezzo, l'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per le strutture turistiche delle colline del Prosecco, l'azienda ULSS 3, ULSS 4 e ULSS 5 ovviamente non hanno cambiato il proprio cavallo di battaglia, diciamo, sono rimaste ovviamente sulle proprie strutture turistiche balneari. La ULSS 6 Euganea ha puntato sulle strutture turistiche delle terme euganee, la ULSS 7 sulle strutture turistiche dell'altopiano di Asiago, la ULSS 8 sulle strutture turistiche di Vicenza Città d'Arte e l'ULSS 9 sulle strutture turistiche del lago di Garda. Riveste una particolarità l'ULSS 1 Dolomitica, perché l'assessore Lanzarin l'ha più volte ripetuto, il vero punto di arrivo di questo progetto sono le Paralimpiadi invernali già programmate a marzo 2026, in cui, ci hanno già anticipato, rivestirà un posto particolare appunto questo nostro progetto. Quindi in queste 2 ultime estate, 2022-2023, abbiamo appunto ripreso le cosiddette attività ludico-sportive, pet therapy, beach tennis, SUP e spikeball, per quanto riguarda appunto le spiagge dell'ULSS 3 Serenissima. Vediamo se vanno avanti le slide.
se no chiedo se magari me le mandate avanti voi. Ecco, ci sono quindi delle foto, appunto questa è appunto alcune foto dell'esperienza relativa alla pet therapy, al beach tennis. Il SUP, lo stand-up paddle. E adesso vediamo appunto il SUP, come diceva Chiara Semenzato, ha avuto un grande successo. Eccolo qua. SUP, che è una specie di tavola da surf, acronimo di stand-up paddle, che sì, Danny, stiamo parlando di te, si è affacciato lui è il progettista della tavola da surf appositamente progettata per persone con disabilità, dal signor Dennis che si sta affacciando, e l'abbiamo presentato l'anno scorso, ha avuto un enorme successo, prima in un contesto cosiddetto protetto. Eccolo qua, queste sono le foto dell'evento dell'anno scorso del 12 luglio 2022 all'Hotel Molino Stucchi, dove c'è una piscina al 7° piano. Trovate anche su internet delle immagini veramente favolose, in un contesto che abbiamo definito protetto perché era una piscina, quindi delimitata, insomma, dove si poteva svolgere tranquillamente. Ma la stessa attività l'abbiamo presentata 2 mesi dopo, il 7 settembre 2022, in un contesto che abbiamo definito audace, meno protetto, cioè in un canale aperto, il Canal Vena, in centro a Chioggia, vicino a Palazzo Grassi, e questo proprio a riprova della diciamo, abilità che i ragazzi con disabilità hanno raggiunto nell'utilizzare questa tavola. Sto tornando indietro. Ecco, la seconda importante innovazione è stata la creazione con la ditta Apice di Treviso, che è qui presente, di un apposito app all'interno del sito Ulstre Serenissima, una app denominata Turismo Inclusivo. Chiunque può collegarsi sul sito dell'Ulstre Veneto, accedere alla app Turismo Inclusivo e lì può vedere il calendario con l'orario, luogo, giorno, data in cui è possibile effettuare le attività ludico-sportive nelle spiagge venete. In cui è stato possibile perché la stagione è finita, insomma. Ecco. Ed è possibile prenotarsi utilizzando semplicemente il proprio smartphone. La terza importante innovazione è l'attivazione di un progetto che si chiama Semiperdo, sempre con la collaborazione della ditta Apice di Treviso, in cui sostanzialmente è possibile, abbiamo distribuito agli stabilimenti balneari dei braccialetti che possono essere messi al polso del minore o della persona fragile, e attraverso 3 semplici passaggi è possibile scansionare il QR code che è contenuto nel braccialetto, si inseriscono determinati dati e la persona che è in carico, diciamo la persona fragile, può vedere attraverso la mappa sul proprio smartphone in qualsiasi momento dove si trova la persona, quindi evitando insomma lo smarrimento. Altra importante innovazione, come siamo tornati come nell'estate 2019, abbiamo dato la possibilità di effettuare 1 mese di ferie, nel senso di inserimento lavorativo con autonomia abitativa, in cui in sostanza le persone generalmente facevano al mattino attività lavorativa nello stabilimento balneare, il pomeriggio facevano appunto attività, usufruivano delle attività ludico-sportive e la sera poi tornavano nello stesso immobile per quanto riguarda il pernottamento. Se mi aiutate a mandarlo avanti perché ho difficoltà a mandare avanti. Ecco. Abbiamo inserito 9 ragazzi, di cui 4 in strutture turistiche di Venezia e 5 a Chioggia. Per quanto riguarda Venezia, li abbiamo inserite 2 all'Hotel Molino Stucchi,
una presso la spiaggia Blue Moon di Lido di Venezia e una persona al liceo artistico Guggenheim. Per quanto riguarda invece Chioggia, ne abbiamo seriti 5, 2 allo stabilimento balneare Astoria, 1 allo stabilimento balneare Clodia, 1 al Parco Hotel e 1 alla struttura Mare Notus. Ecco, qui è descritto un po' quella che era la giornata tipo di queste persone che svolgevano queste attività, che sono seguite da un educatore H24. Ecco, un'altra importante innovazione è che abbiamo dato la possibilità, questa è di quest'anno, dell'estate 2023, abbiamo dato la possibilità a molte persone che frequentano i centri diurni per disabili dei distretti 1, 2 e 3 di poter fare una gita, una giornata, diciamo, di vacanza al mare. Abbiamo fornito loro il servizio di trasporto andata e ritorno, abbiamo offerto il pranzo in spiaggia, la piazzola e in sostanza abbiamo dato la possibilità di poter vivere un'intera giornata al mare. In questo senso le persone sono state reclutate in tutti e 23 i comuni dell'Ustrea Serenissima, quindi non solo il progetto limitato ai comuni di Venezia e Chioggia, ma come diceva il presidente Martellato, abbiamo coinvolto tutti e 23, nel senso che i ragazzi dei centri diurni erano residenti in tutti e 23 i comuni della nostra azienda. E queste sono le locandine. Scusatemi. Ecco, queste sono le locandine che abbiamo pubblicato prima dell'estate, dove vedete dal 26 giugno al 31 agosto 2023 sono state organizzate le attività ludico-sportive. A sinistra vedete nella spiaggia di Sottomarina di Chioggia e a destra nella spiaggia di Lido di Venezia. Per quanto riguarda il Lido di Venezia, le strutture dove abbiamo organizzato queste attività sono state il lungomare d'Annunzio e lo stabilimento balneare Blue Moon di Lido di Venezia. Beh, questa era l'ultima slide, quindi concludo qui la presentazione. Voglio fare un po' di ringraziamenti. Voglio ringraziare innanzitutto la Regione Veneto, l'assessore Lanzarini, i suoi collaboratori che ci hanno supportato lungo tutto lo svolgimento di questo progetto in tutti questi anni, perché ripeto, noi siamo arrivati al 7° anno di vigenza di questo progetto. Anche per la Regione ovviamente che ci ha messo a disposizione tutte le risorse necessarie per la piena realizzazione del progetto. Voglio ringraziare l'amministrazione del Comune di Venezia, qui rappresentata dall'assessore Laura Besio, Comune di Venezia con il quale comunque collaboriamo nella realizzazione di numerose progettualità a favore di persone con diverse fragilità. Ringrazio la mia direzione, il direttore generale Edgardo Contato, il mio direttore dei servizi sociosanitari Massimo Zuin, che fin dall'inizio hanno capito l'importanza del progetto e soprattutto ci hanno aiutato a superare tutte le criticità e i problemi che sono tanti nella realizzazione di questo progetto. Ringrazio il presidente Martellato che ci ha sempre supportato lungo tutto il percorso. Voglio ringraziare chi ci ospita e quindi il dottor Polesel della direzione IPA Venezia, il dottor Francesco Donà, direttore del centro servizi San Lorenzo. Voglio ringraziare le associazioni degli imprenditori turistici che ci stanno dando una mano molto importante, ma soprattutto stanno dimostrando una sensibilità veramente molto molto rilevante rispetto a questo mondo. Poi voglio ringraziare i miei colleghi e collaboratori, parto dalle responsabili della disabilità e non autosufficienza, le dottoresse Enrica Milan e Giorgia De Zottis, i referenti dei servizi integrazione lavorativa, che sono tutte persone che sono qui presenti, ringrazio, e la dottoressa Annalisa Longobardi e il dottor Paolo Grigolato. Voglio ringraziare poi i miei colleghi, la Diana Bellemo, Pierluigi Marangon e l'ingegner Damiano Colombo. Ringrazio la ditta Apice di Treviso che insomma ci sta dando una mano molto molto importante e poi voglio ringraziare per ultimo, per questo anzi voglio fare un ringraziamento speciale a tutte le cooperative, le associazioni, gli enti gestori che si occupano di persone con disabilità, perché alla fine sono loro i veri protagonisti di questo progetto, e li ringrazio anche perché
ci pungolano continuamente nel cercare di migliorare i servizi che eroghiamo a loro favore, insomma, ecco. Grazie a tutti. Grazie dottor Stangerlin. Vediamo nel concreto un po' cosa avete fatto, un velocissimo video, se lo potete mandare. Sono veramente tantissime attività che l'Ulstre mette in campo
e anche le altre aziende sanitarie nel loro territorio. Però vi voglio far vedere anche un altro video oggi, perché prima il dottor Stangerlin l'ha detto, l'obiettivo un po' a lungo termine sono le Olimpiadi e le Paralimpiadi che ci saranno nel 2026 a Milano e Cortina. È un appuntamento molto importante per tutto il territorio e qui vogliamo farvi vedere adesso un video che si intitola Lo sport per tutti, lo sport è per tutti, e che vuole promuovere l'attività, le discipline sportive tra le persone con disabilità. Devo dire che il numero cresce e quindi questo è un aspetto positivo, e il Comitato Paralimpico Regionale del Veneto, il CIP Veneto, che è guidato dal presidente Ruggero Vilnai, ha preparato questo spot. Lo sport è per tutti, per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Ti aspettiamo, contattaci. Quindi anche lo sport paralimpico è fondamentale. Presidente, vuole dire mezza parola, visto che la vedo. Solo due battute come persona disabile, ma anche e soprattutto come presidente del Comitato Paralimpico. Non posso che esprimere soddisfazione per quello che viene fatto. Io, che ho avuto l'incidente a 16 anni, ho visto, insomma, il migliorarsi delle cose, cambiare salti culturali notevoli. 60 anni fa non era certo così, e quindi ecco, davvero devo esprimere a nome mio, ma anche di tutto il mondo sportivo paralimpico, ecco, la soddisfazione. Certo che non siamo ancora arrivati, perché ecco, il mondo paralimpico sportivo, ecco, contribuisce moltissimo anche allo sviluppo del turismo a 360 gradi, ma dobbiamo continuare. Mi fa piacere, ecco, che non solo il Veneto, ma come è stato accennato prima, ma anche a livello nazionale adesso, ecco, venga portato avanti, ecco, questo progetto. È importante perché, ahimè, ancora non tutte le persone, non tutte le ristorazioni, gli alberghi, gli hotel sono sensibilizzati. Ogni tanto, ogni estate, ecco, sentiamo qualche problema di questo tipo, e quindi dobbiamo continuare a sensibilizzare e continuare, ecco, a migliorarsi. Davvero complimenti e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente. Allora, adesso siamo arrivati a un momento bello, di festa direi, perché l'ULSS Tre Serenissima vuole fare un ringraziamento particolare a tanti degli attori che partecipano a questo progetto. Direi, dottor Zuin, di cominciare a consegnare le targhe, e comincerei con Jonathan Montanariello, Marco Dolfine e Francesca Scatto in qualità di rappresentanti della Regione, che avete sentito fin dall'inizio ha sempre sostenuto il progetto del turismo sociale inclusivo del Veneto. Quindi pregherei i consiglieri di venire con il dottor Zuin. Non c'è, è dovuta scappare via per altri impegni istituzionali, avremmo premiato volentieri, gliela faremo avere anche l'assessore Besio del Comune di Venezia. Un grazie particolare anche a Francesco Donà, direttore della residenza San Lorenzo.
Grazie per averci ospitato oggi, direttore, in questo bello spazio. Certo. Allora io con molto piacere, il mio ente con molto piacere ha ospitato questa iniziativa, anche perché è la prima iniziativa che siamo riusciti a fare dopo questi 3 anni di pandemia. Quindi questo voleva essere anche un augurio per continuare ad essere aperti e a far parte della vita della città, anche ospitando questi eventi. Grazie a tutti. Grazie direttore. E vogliamo premiare, insomma non è un premio, è un riconoscimento, un grazie molto molto sentito anche ai rappresentanti delle aziende sanitarie di tutto il Veneto. Cominciamo con l'ULSS 1 Dolomiti, il direttore dei servizi sociosanitari, dottor Giampaolo Pecere. Grazie direttore. Per l'ULSS 2 Marca Trevigiana, il dottor Mario Libralato, coordinatore SIL Distretto di Asolo. Spero che sia giusto. Grazie. Per l'ULSS 3 Serenissima, direttore se la consegni da solo. Lo diamo a Diana in rappresentanza per tutto il lavoro che fa. Per l'ULSS 4 Veneto Orientale, il direttore dei servizi sociosanitari, la dottoressa Paola Paludetti. Veramente per questa attenzione da parte dell'azienda 3 nei confronti di tutti noi. È vero, come diceva prima l'assessore, che fare rete è un crescere di anno in anno. C'è anch'io che mi occupo di questo argomento da relativamente poco, dal 2021. Dico che davvero quest'anno abbiamo visto un esplodere, veramente un'esplosione di iniziative e ci stiamo proprio anche, come dire, per non dire, usare il termine contagio, ci stiamo collaborando, ecco, per condividere, contaminando per condividere tanti progetti. Aggiungo anche qui con me ci sono dei collaboratori, i nostri educatori, gli operatori dei servizi SIL e dei servizi della disabilità costituiscono il fulcro delle attività che noi stiamo svolgendo per questi ragazzi e per queste, quindi ringrazio anche loro e tutti i vostri collaboratori. Grazie mille. Grazie a lei, dottoressa. Per l'ULSS 5 Polesana, la dottoressa Domenica Lucianò, direttore del distretto 1 di Rovigo. Grazie dottoressa. Per l'ULSS 6 Euganea, il direttore dei servizi sociali, la dottoressa Maria Chiara Corti. Per l'ULSS 7 Pedemontana, la dottoressa Monica Zanini. La vedo arrivare? Sì, eccola, dal fondo, dottoressa, grazie. Per l'ULSS 8 Berica, il direttore dei servizi sociosanitari, il dottor Achille Di Falco. Per l'ULSS 9 Scaligera, l'ultima, ma non ultima, la dottoressa Angela Battistella, referente del SIL Distretto 3. Io ci terrei, dottor Zuina, anche perché c'è qui la dottoressa Battistella, a sottolineare l'importanza del SIL, i servizi di integrazione e di inserimento lavorativo che le aziende sanitarie veramente hanno in campo. È un lavoro prezioso. Allora, intanto porto i saluti del direttore generale e del dottor Grottola. Questo è un progetto importante, però devo dire anche molto impegnativo. È un progetto che ci ha messo alla prova perché va fuori dagli schemi proprio del nostro lavoro, perché tante cose le dobbiamo fare proprio in assoluto tempo libero, perché effettivamente non ci può stare nel nostro orario dalle 8 alle 16 la realizzazione di queste attività.
per cui io ringrazio prima di tutto gli operatori che si stanno dedicando a questo. Io sono la referente del progetto, però gli operatori ci lavorano, per cui grazie a loro e alla loro disponibilità. Assolutamente, grazie a loro, e un ringraziamento particolare lo facciamo anche, mi è sparita Diana, ma lo facciamo anche a 3 gestori di stabilimenti che hanno accolto i ragazzi nelle loro strutture offrendogli un'opportunità lavorativa. Come avete sentito, le strutture turistiche non solo cercano di adeguare, pur con qualche difficoltà, i loro spazi alle persone con disabilità, ma da quest'anno cominciano anche ad accogliere nelle loro fila i ragazzi. E quindi chiamerei il rappresentante del centro balneare Astoria, dello stabilimento balneare Astoria di Sottomarina, che tra l'altro ci ha ospitati varie volte a fare eventi locali di questo tipo. E poi un rappresentante della spiaggia Blue Moon del Lido di Venezia. Ecco, scusatemi, ma non mi hanno dato i vostri nomi all'ultimo momento. Grazie. E infine un rappresentante dell'Hilton Molino Stucchi di Venezia, che ci ha ospitato un evento bellissimo, abbiamo fatto sulla loro piscina l'altro anno, e lì la dimostrazione anche del SUP con Dennis, mi ricordo. Grazie mille. Consegna delle targhe, consegna dei riconoscimenti, finito. E anche la mattinata di oggi va al termine. Non mi dilungo nei tanti ringraziamenti perché li avete sentiti più e più volte, però ringrazio le autorità civili e militari presenti che hanno voluto stare qui con noi. Risottolineo l'importanza del lavoro del SIL, delle aziende sanitarie. Questo progetto ci dà sempre delle novità. Ogni anno ci sono persone che pensano, che progettano, che immaginano. È un progetto che ormai cammina sulle sue gambe, ma perché ci sono tante persone dietro che lavorano e che fanno in modo che questo progetto cammini. Ovviamente l'obiettivo è ampliarlo, è fare sempre più inclusione. Fare inclusione significa cambiare un po' la mentalità nostra, di tutti noi. Però insomma mi sembra che questo progetto sia ben avviato, ben incamminato. Non mi resta che lasciarvi dandovi appuntamento all'anno prossimo, innanzitutto, che non so quante novità ci saranno, ma sicuramente ce ne saranno, e non so se siamo un po' in anticipo, ma siamo pronti. E vi saluto dicendovi che c'è un piccolo ristoro qui fuori nel chiostro, dove ci sono anche i ragazzi della cooperativa sociale Prometeo in collaborazione con Arena Artis di Chioggia e l'Anfas che ha preparato il buffet, quindi insomma è tutto pronto. Buon inverno, ci ritroviamo l'estate prossima con tante novità. Come dicevamo, stiamo andando verso le Olimpiadi, le Paralimpiadi del 2026, e quindi c'è tanto lavoro da fare. Vi ringraziamo e potete andare al chiostro passando da questa parte. Grazie a tutti e all'anno prossimo. Tra pochissimo facciamo il chat se montate grazie per la vostra attenzione, appuntamento alla prossima puntata di questa serenissima. Aspetta, te l'ho messo. Dove vai? Sì. Vediamo se riesco a risolvere.
Giorgio, stai interrompendo tutto il programma. Sono qui per sentirli suonare. Sentiamo solo. Ok. Dottore. Però non funziona. Sì, ma non è acceso. Angelo Dennis, il berretto. Mettilo giù. Sì, buongiorno a tutti. Salve, siamo qui per allegrare questa parte finale della giornata del convegno, che è stato molto interessante perché ci ha aperto l'anima e il cuore a delle situazioni meravigliose che stanno succedendo nella nostra regione. Abbiamo un gruppetto di cantanti, ballerini, autori musicali, pianisti, eccetera, eccetera. Arriviamo da Chioggia. C'è l'associazione Prometeo, dominante, vedete queste forze con questa maglietta rossa, e l'associazione Renartis con due nostre cantanti, anche autrici di brani, un'associazione che si occupa di cultura, musica, musical, e nel nostro statuto c'è proprio la dichiarazione di intenti con il lavoro con le persone che hanno più difficoltà e un po' meno fortuna. Il pezzo che andiamo a proporre, sempre se la regia mi sente, ci siamo? Potete aumentare un po' il volume, grazie. I tecnici poveretti stanno facendo le cose in velocità. Dovremmo partire con il primo brano, ci diamo una mano perché ci sosteniamo un po'. Un pezzo molto bello, vero ragazzi? Siete pronti? Non vi dico l'emozione, si traspare dal loro viso. Ma anche la felicità. Alziamo il volume, sulle mani. Hey, su. Se io potessi sarei sempre in vacanza. Se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma all'interno delle verità io mento col sorriso. Sulle mani! Problemi zero, problemi a non finire. Un giorno sembra l'ultimo, un'altra è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno delle verità, io mento col sorriso. Di 10 cose fatte, te ne è riuscita mezza, ma dove c'è uno spazio non metti mai una pezza. Di 10 cose fatte, te ne è riuscita mezza, ma dove c'è uno strappo non metti mai la pezza. Sono un ragazzo fortunato,
perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera io tornerò da te. È andata come è andata la fortuna di incontrarci ancora. Sei bella come il sole, a me mi fa impazzire. Sei bella come il sole, a me mi fa impazzire. Ha detto che conta solo l'amore, che ci serve è stare dentro al cuore. ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io mento col sorriso. Di 10 cose fatte te ne è riuscita mezza, e dove c'è uno strappo non metti mai una pezza. Di 10 cose fatte te ne è riuscita mezza, e dove c'è uno strappo non metti mai una pezza. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole, a me mi fa impazzire. Oh. Sei bella come il sole, a me mi fa impazzire. Forza, giriamo! E insomma ragazzi, un pezzo stupendo di Giovanotti. Anche lui ha subito questo incidente, insomma si è un po' sistemato. Ok. Perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera io tornerò da te. È andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Non è sole! Yuhu! Ecco qua. Oh, adesso un pezzo che facciamo alla pianola. Sì, allora un applauso ai nostri ragazzi. Io sento poco qui, non so se è un problema di volume o si sente di là, magari alziamo un pochetto. Allora, adesso facciamo un pezzo, lo facciamo alla pianola e lo suonerà Daniele. Daniele è emozionatissimo. Facciamo una piccola prova audio. Allora, Daniele, proviamo a suonare la pianola, vediamo come funziona. Alziamo un po' il volume. Ok. Il pezzo lo conosciamo tutti, ok? Magari un pezzettino piccolo. Beh, Daniele è bravissimo, poi abbiamo il nostro percussionista. Come sta andando? Mauro, sei felice oggi? Certamente che sì. Quanto tempo è che ti stai preparando a questa cosa? 2 settimane. Solo 2 settimane e 2 mesi forse. Vabbè, proviamo? Vai, andiamo Daniele, proviamo. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare.
un po' amaro, un gusto un po' amaro. Per chi non la sa, di cose proibite, di cose proibite, di cose lasciate, di cose lasciate. Non lontano da qui, non lontano da qui, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca. Un applauso a Daniele perché è bravissimo, eh? Bravo Daniele, applauso! Ti butti nell'acqua e rimani da solo. Ok, benissimo, bravo Daniele. Oh, guardate che non è facile suonare senza prove, così, vero Daniele? È andata bene, sei contento? Sì. Ha fatto un po' di fatica perché l'emozione a volte porta via un po' di energia, ma noi ce l'abbiamo fatta. Ok. Ok, passiamo col brano successivo. Noi pensiamo che è bello ritornare al mare, a volte anche nello stesso posto, ok? Sotto Marina, Cavallino, Jesolo, Lido di Venezia, abbiamo dei mari che sono meravigliosi. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, terremo gli ombrelloni, lontano, 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 nessuno ci vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti. Quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per stare ancora un giorno insieme a te. Come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poter quest'estate, per ancora quest'estate insieme a te. Come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Stessa spiaggia, stesso mare, insieme a te. Bene, un applauso ai nostri coristi. Pensiamo sì? Guarda che è collegato. Ci pensiamo domani. Ok, adesso ragazzi torniamo qui dietro, percussionisti fantastici. Se qualcuno si vuole aggiungere, abbiamo le nostre girls, ragazze che magari ci cantano una canzone un po' più moderna. Ok? Andiamo, partiamo. Le lunghe giornate, la pubblicità incollata sul tram, come i tuoi occhi su di me. Domenica dolce, che dolce far niente e rimandare gli sbagli e tutte quelle storie tristi per stare con te. Sabato scorso non mi hai detto niente alla festa, parole disperate
sere d'estate che ti lasciano il segno. E lo so, puoi trovare un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma male che vada ci pensiamo domani. E se nasce un problema poi scivola via, via come una macchina sull'autostrada del sole. Nella notte partiamo da zero, scappiamo in nevada buttandoci giù dall'aereo. Le dune come cuscini, pianeti lontani ne stiamo vicini. A casa tua poi si sta troppo bene, tanto se chiudiamo le persiane andiamo ovunque. Potremmo scappare e non dire niente, ma cambio discorso. Dai, lasciamoci andare. Come sere d'estate che ci lasciano il segno. E lo so, puoi trovare un errore, quanto è bello sbagliare. Questa è fretta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma come una vada ci pensiamo domani. E se nasce un problema poi scivola via, via come una macchina sull'autostrada del sole. E quando mi sveglio e mi guardi così, a me basta tutto questo, mi basta restare in silenzio e non ho più voglia di andarmene via. Come sere d'estate che ti lasciano segno. E lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma male che vada ci pensiamo domani. E se nasce un problema poi scivola via, via come una macchina sull'autostrada del sole. Nella notte. Allora, presentiamo le nostre girls, artists, Alessia e Anna. Grazie. Come va? Secondo te sono brave queste ragazze? No, le mandiamo, dove le mandiamo? In onda? In Rai? O le mandiamo a New York? Sono belle anche nelle spiagge venete, non abbiamo niente da invidiare. Allora, adesso facciamo un esperimento perché il nostro Daniele sa suonare anche l'armonica, la fisarmonica. E Daniele adesso si alza, lui è molto attento e l'esperimento è questo. Al mare si balla anche una musica un po' romagnola così, anche se la Romagna, vabbè, è là, noi siamo qua. Ma si balla che cosa, ragazzi? Ok, si balla il liscio e 2 o 3 di voi so che sono anche dei ballerini. Ok? Allora attenzione, è una cosa fatta con la voce che però dovete un po' aiutarci a sostenere. Ok? Allora, un po' di amplificazione, vediamo, prova a suonare, Daniele. Perfetto. La nota è questa. E come bella, pronti? E come bella, e come bella, a far l'amore con la bella, a far l'amore in mezzo al mare.
Daniele, sei stato eccezionale. Un applauso a Daniele, bravissimo. La musica è sempre un incontro verso Dio, verso qualcosa che è superiore sicuramente, e la musica ci rende sempre felici. Non c'è un momento in cui la nostra vita non è legata a una musica, a una canzone, a un momento diciamo importante. C'è sempre la musica nella nostra vita e quando vogliamo avere il cuore leggero dobbiamo ascoltare musica e anche, perché no, cantare, suonare e ballare, giusto. Adesso vi presento una persona un po' così. Un tipo che una volta fece una canzone molto significativa, Prison Calling Nancy. Eccolo qua. Mi scusi lei, ma cosa fa in Veneto lei? Venga qui, mi dica, per cosa fa in Veneto? Io canto come Adriano. Ma scusa, la Claudia Mori non me l'hai messa? Claudia Mori l'ho buttata in parte. L'ho messa in parte, Fio, perché... Senti Celentano, grazie di essere qui oggi. Io oggi vorrei che tu mi cantassi una canzone che mi piace tanto, che mi ricorda l'estate e mi ricorda la spiaggia, che si chiama... Azzurro. Azzurro. Celentano con Azzurro, vai. Cantiamo. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Tutti insieme. Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio con gli allora e è un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'aleandro e il baobab. Come faccio da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno annaffiando le rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse
Aspetto il treno e vengo da te, al treno dei desideri, e i miei pensieri all'incontrario va. Ecco. E adesso la canzone dell'estate, ragazzi, così vi riposate un attimo, ok? Ci siamo? Siete pronti? Sì. Ecco qua. Un pezzo che si chiama... Carlo? Siamo pronte? Vai. Allora, adesso abbiamo Disco Paradise, giusto Alessia? Allora, com'è stata questa esperienza fatta così in allegria oggi? Hai un po' capito che ci sono delle cose molto importanti che anche i giovani possono fare per l'integrazione. Sì, assolutamente, non mi aspettavo fosse un'esperienza così bella per tutti e sicuramente mi ha lasciato qualcosa di grande. Sì, da ripetere assolutamente, l'avevo già fatta. Anna, le prove come sono andate? Tutto bene, anche perché i ragazzi sono bravissimi. Simpatici, si sono innamorati. Sicuramente sì. Bene, un applauso. Si fa fatica, Siamo pronti ragazzi, compatti. Andiamo, Disco Paradise, grazie. Tutti alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene ad Amamet. E passi i pomeriggi così così, tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid. Vuoi vincere, stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi do occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone sotto il tuo balcone, e mi piace tanto tanto quando mi annoio e tu mi fai la disco paradise. Stasera che mi fai la disco paradise. È Disco Paradise, super bad, 2 Mai Tai, faccio la pole dance e dopo Nutella Oktoberfest con il degrado come special guest. All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe, in privato come un volo charter, in ciabatte fai sto red carpet. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente.
Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi dà occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone sotto il tuo balcone, e mi piace tanto tanto quando mi annoi e tu mi fai la disco paradise. Stasera che mi fai la disco paradise, paradise. Il miliardario c'ha la barca ma anche 4 bypass. Qui trovi solo il mio gelato, corse suona e fan. Non ho cultura, la mia gente non sa che ne ruda, però sapore di sale. Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi dà occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone sotto il tuo balcone, e mi piace tanto tanto quando mi annoi e tu mi fai la disco paradise. Stasera che mi fai la disco paradise, paradise. Allora, adesso concludiamo, però vi chiedo di andare tutti sotto là, vicino dove è lo schermo, perché vi sentite meglio. Andiamo giù, ce la fai col crayon? C'è un po' di suono diverso, si divertono alla fine, si sente meglio. Hanno lavorato alla grande, facciamo un applauso a questi ragazzi, amano la musica, amano stare insieme, si divertono. Allora, Anna e Alessia, venite qua, un passo più indietro perché sennò il microfono fischia. Ok, adesso lo abbassano un po'. E adesso vi sentirete bene, facciamo il gran finalone. Ok, questa è un'altra canzone abbastanza moderna e che credo sappiamo tutti, quindi possiamo cantarla anche tutti insieme se ci va. Esatto, è Pazza Musica. Giuro che oggi me ne sto per i fatti miei. Nudo, cosa cerco dentro al display? E non mi va di pensare forse all'effetto della TV. Notte sei clandestino, giorno è un casino, non lo faccio più. Come cerco l'autotune, mi rimane in testa, però si vede il mare, non siamo così male. Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché. Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada? E poi ti ricordi quando ti senti da solo, ti ricordi quando non c'era nessuno, solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica. Mamma mi diceva non ti fare male, esci solo con i criminali, siamo tutti bravi, alla fine da dimenticare. Sei l'unica, non ci casco più, voglio una pazza musica, sex top blu. E non mi va di cercare solo che l'effetto che mi va su. La notte sei clandestino, giorno è un casino, non vedo più quelle cose che vuoi tu. Ma che mal di testa, Madonna oh Gesù, però si vede il mare, non siamo così male. Siamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché.
Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada? Se poi ti ricordi quando ti senti da solo, ti ricordi quando non c'era nessuno, solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica. 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 Pazza musica, pazza musica. Grazie a tutti, ricordatevi sempre della musica, sempre, e avremo tutti i cuori più leggeri. Grazie a voi e alla prossima volta da Arena Artis e Prometeo Chioggia. Grazie.